Fare previsioni sulla ripresa del turismo nelle nostre zone non è così facile. Prima di tutto perché non sono ancora noti esattamente i tempi di riapertura degli spostamenti delle persone tra le regioni italiane e soprattutto tra le nazioni. Noi in passato, quindi negli anni scorsi, avevamo un discreto flusso turistico dall'estero. Ma non è ancora chiaro e non possiamo ancora sapere come la gente reagirà dopo questi 2 mesi di isolamento. Certo è che la nostra zona ha molte caratteristiche che sembrano essere importanti dopo questa esperienza della pandemia. Prima di tutto abbiamo gli spazi. Le Valli Grandi Veronesi sono la più vasta zona della pianura padana senza insediamenti urbani significativi. Una zona di vuoto, solo di natura, campi coltivati, file di salici, di pioppi, canali di irrigazione, una zona meravigliosa da percorrere in bicicletta. E non ci sono assolutamente pericoli di assembramento per definizione, perché si possono sì incontrare le persone del luogo, i contadini o gli imprenditori che hanno aperto qua e là degli esercizi ricettivi, dei ristoranti, piuttosto che non degli agriturismi, ma pericolo di assembramento no, ma neanche pericoli di questo genere andando a visitare le pievi, le chiese che costellano qua e là il nostro territorio. Insomma, da questo punto di vista è una zona ideale in questo momento per essere visitata. Ovviamente poi con il contorno immancabile in Italia, in tutta Italia, ma anche da noi, della cornice enogastronomica. Parecchi sono i prodotti di rilievo che noi possiamo offrire. Insomma, sembra che abbiamo tutte le caratteristiche per poter essere scelti in un prossimo futuro da un elevato numero di turisti che ricercano la tranquillità, che ricercano le cose autentiche, che ricercano il verde, la natura, l'ambiente. Io credo che passata un po' questa esperienza, soprattutto che per certe persone può essere stata traumatica dell'isolamento, a mano la voglia di riscoprire, di fare esperienze autentiche dovrebbe privilegiare il nostro territorio delle Valli Grandi Veronesi. Un territorio tutto da scoprire, poco noto e per questo molto ma molto interessante.